Trofeo Croce Rossa, batteria C, premio www.cavallomagazine.it. Sono cavalli di categoria CD, sono 8 al via. Sempre in finale i primi 4 che partiranno dal terzo nastro: 1 Uragano Sprizza, Michela Rossi; 2 Uragano del Pino, Patrick Romano; 3 Radenska Daghi, Giuliano Selva; 4 Ranieri, Francesco Fronzoni; 5 Tiletual, Filippo Monti; 6 Vistamar, Vittorio Bosia. In seconda fila 7 Oscar Benal, Marcello Becci; 8 Ronaldo Grad, Monica Gradi; 9 Uragano P, Michele Bechis. Molti velocisti in prima fila. Stacco della macchina, veloce Radenska Daghi al pari di Ranieri. Scende alla corda l'allieva di Giuliano Selva e rientra l'avversario che si sistema secondo davanti a Uragano del Pino. Poi vediamo Tiletual, 200 metri passati dalla femmina in 14-1, avanza all'esterno la Saura Tiletual con Filippo Monti. Poi vediamo all'esterno anche Uragano P, intanto Ranieri in anticipo va a chiedere strada a Radenska Daghi, ma Radenska corre davanti, viene fuori un primo quarto in 29-3. Vediamo ora la scelta di Francesco Fronzoni, se tornare sotto o rimanere di fuori. Sembra che voglia rimanere di fuori, quindi dalla schiena Tiletual che si lancia in terza. Viene fuori un 44-4 per i primi 600 metri, sempre in vantaggio la figlia di Brandi dei Fiori con all'esterno Ranieri. Si lancia in terza Tiletual, poi lungo la corda Uragano del Pino davanti a Uragano Spritz, al largo anche Uragano OP. Insiste Tiletual e va a chiedere strada, intanto viene fuori un primo giro molto sollecito in 59 secco, Radenska Daghi in vantaggio su Tiletual che passa sulla compagna d'allenamento il primo chilometro molto svelto in 1.13.7, Tiletual davanti a Radenska Daghi, poi Ranieri all'esterno, Uragano P in terza ruota, Uragano del Pino di dentro con Tiletual che cerca di prendere il largo, avanza in maniera decisa Uragano OP, poi Radenska Daghi ancora in quota davanti a Ranieri, siamo a 250 metri dalla conclusione con in vantaggio sempre la figlia di Love You davanti a Uragano P, poi avanza anche Vistamar, poi gli altri con l'ultima curva passata in 15 secco, retta d'arrivo, Tiletuali in vantaggio su Uragano P, poi avanza al largo Vistamar, viene a vincere Tiletual su Uragano P, poi Vistamar, mentre il quarto posto utile lo prende Ronaldo Grad, 1.13,5 la media al chilometro per Tiletual. Filippo Monti, il training di Alessandro Raspante, la quota in chiusura di 1,54 viene a vincere sfruttando anche la lotta iniziale del primo giro tra Radenska Daghi e Ranieri. Alla fine vediamo transitare sul traguardo la Saura, il secondo posto è per Uragano OP Michele Bechis, il terzo per Vistamar con Vittorio Bosia e al quarto Ronaldo Grad e Monica Gradi, questi i 4 finalisti.